Vediamo se in 3 minuti riesco a darti 10 reminder del dottor Sarno. Questi reminder sono cose che ti devi ricordare ogni giorno, soprattutto nelle giornate in cui il dolore è più acuto, o meglio, più forte, più ad alta intensità. Leggiti una alla volta di questi reminder perché ti danno una mano, sono sicuro, l'hanno dato a me, l'hanno data a molti dei miei pazienti, quindi puoi prenderti anche delle note. Il primo, il dolore è dovuto da un sistema nervoso ipersensibile, non da un'anomalia strutturale. Questo è importante ripetertelo sempre, non è un qualcosa di strutturale. 2. La causa diretta del dolore è una lieve privazione di ossigeno nei tessuti e perché il dolore appunto viene registrato da un sistema nervoso ipersensibile. La lieve privazione di ossigeno nei tessuti non è stata ribadita o comunque non abbiamo tanti studi scientifici a dire ciò, però questo secondo me la si può tradurre come una contrazione di quelle zone del corpo in cui sono più sensibili al dolore. Quindi il sistema nervoso va proprio in quelle zone a trovare diciamo, l'uscita, la sua voce. 3. Il dolore nociplastico è una condizione innocua, benigna, causata dalle mie emozioni represse. Ci sono quindi delle emozioni che vengono in un certo senso bloccate, sono state bloccate in passato e sono ancora lì e quindi devono essere espresse. 4. L'emozione principale è la mia rabbia repressa, la seconda è la paura. Possiamo anche sostituire la paura come ansia. 5. Il dolore nociplastico esiste solo per distrarre la mia attenzione dalle emozioni. Questo è molto importante. 6. Poiché la mia schiena, sostituiscila con qualsiasi dolore tu abbia, è fondamentalmente normale, non c'è nulla da temere. 7. Pertanto l'attività fisica non è pericolosa. 8. E devo riprendere tutte le normali attività fisiche. 9. Non sarò preoccupato o intimidito dal dolore, anche in questi momenti in cui tu sei a dolori molto intensi. 10. Sposterò la mia attenzione dal dolore, sintomo fisico, ai problemi emotivi, quindi sfera diciamo psicologica e sociale. Ho intenzione, 11, di essere io a controllare, non la mia mente subconscia. 12. Devo pensare psicologicamente in ogni momento, non fisicamente. Sono riuscito a darti tutti questi punti in poco meno di 3 minuti. Ricordatelo, vai a riscoltarti questi 10-12 punti e nota quali di questi stai ancora usando.